Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. È il giorno dell'addio al Green Pass e delle nuove disposizioni sull'uso della mascherina che sarà obbligatoria fino al 15 giugno solo in alcuni contesti. Vediamo quali. A 2 anni dall'inizio della pandemia è arrivato il giorno dell'addio ai Green Pass e alle mascherine al chiuso. Entrano infatti da oggi in vigore le nuove disposizioni valide fino al 15 giugno. Come annunciato, le misure sono allentate e prevedono l'accantonamento della certificazione verde e l'obbligo di uso della mascherina FFP2 solamente al chiuso in caso di accesso ai mezzi di trasporto, per gli spettacoli che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Devono continuare ad indossare dispositivi di protezione i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le RSA, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati rimane fortemente raccomandato l'uso delle mascherine, ma la scelta sul comportamento da tenere rimane in capo al datore di lavoro. Così fino al 15 giugno, poi le misure dovrebbero essere riviste. Ancora polemiche sulla sanità dopo le richieste da parte delle opposizioni di dimissioni del vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. Il comitato Io voglio l'ospedale a Cividale annuncia nuove manifestazioni in estate per chiedere la riapertura dei servizi sanitari sospesi durante la pandemia. Sentiamo in questo servizio anche la replica da parte dello stesso vicepresidente. Il mio comitato rinnova la collaborazione con l'Associazione Diritti del Malato per la riapertura dei servizi a Cividale e anche dei tempi di attesa che sarà coinvolta, speriamo, anche Cividale. Nel mio programma adesso una visita mia personalmente nei paesi delle valli del Natisone e un'altra manifestazione nel mese di giugno e se non basta, se non ci sentiranno a Trieste, un'altra in settembre. Credo che la gente sia consapevole che il diritto alla salute diventa un diritto inalienabile. Le persone devono richiedere i servizi, pagano le tasse per avere la salute e la sanità a Cividale e ora naturalmente che questo diritto venga rispettato. Noi ci siamo impegnati a riaprirlo, naturalmente dovremmo avere le condizioni per farlo. La pandemia, l'emergenza è finita, ma la pandemia continua ad esistere con oltre 1 migliaio di casi di infezione al giorno. Fortunatamente sono casi diversi, sono casi che non presentano una domanda ospedaliera. Noi dobbiamo rifondare il Servizio Sanitario Nazionale e lo dobbiamo rifondare su basi che tengano conto di modelli organizzativi che sono completamente diversi da quelli che hanno ancora in mente alcuni nostalgici. Noi viviamo fortunatamente molti anni di più, quindi viviamo con delle cronicità. Le cronicità non si risolvono dentro gli ospedali e quindi noi dobbiamo modificare questi processi consentendo alle persone di avere delle risposte che non devono trovare risposta dentro l'ospedale, perché in ospedale bisogna andare solo quando c'è la necessità. Voltiamo pagina. In occasione della cerimonia di oggi il primo pensiero va a quei lavoratori che durante i periodi più bui del lockdown erano in prima linea. Allo stesso tempo la giornata odierna deve essere un momento di riflessione sui temi legati alla sicurezza del lavoro, anche alla luce della recente visita del Presidente della Repubblica in Regione. Questo è il concetto espresso oggi a Trieste nel Palazzo della Prefettura dal governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga nel corso della consegna delle stelle al merito del lavoro. 25 i lavoratori della Regione che hanno ricevuto l'onorificenza per aver espresso la propria conoscenza, esperienza, capacità e valori morali in modo esemplare ed essersi prodigati nel mettere a disposizione delle future generazioni tali risorse. A potersi fregiare del titolo di maestri del lavoro anche 11 lavoratori della provincia di Udine: Manlio Bortolotti, Rete Ferroviaria Italiana di Udine, Raffaele Canciani, Chiurlo di Basaldella, Roberto Casarsa, Degano Primo di Adegliacco, Giuliana Casassola, Asem di Artegna, Sandra Contardo, Potocco di Manzano, Giorgio Di Bert, Fantoni di Osopo, Felice Faraone, Birra Castello di San Giorgio di Nogaro, Andrea Gerometta di M. Legno di Pontebba, Luisa Marosa, Ferramenta Sostero di Lignano Sabbiadoro, Valdo Pagani, Electrolux Professional di Pordenone e Alessandro Pizzutti della Potocco di Manzano. Passiamo adesso alla cronaca. I vigili del fuoco di Tolmezzo
sono intervenuti alle 3 di questa notte per un incidente stradale tra due veicoli a Terzo di Tolmezzo. 3 i feriti soccorsi dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco. La dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio del personale dell'Arma dei Carabinieri. Una volta soccorso i feriti, i vigili del fuoco hanno provveduto alla totale messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro. E un anno fa il tragico incidente in Viale delle Ferriere a Udine in cui ha perso la vita a soli 16 anni Riccardo Franzin. Erano le 21:30 del 1 maggio 2021 quando Franzo, come lo chiamavano affettuosamente gli amici, è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada ed è deceduto a causa dei traumi riportati nell'impatto con l'auto. Un anno dopo i suoi genitori vogliono far sì che la loro tragedia faccia riflettere i giovani sull'importanza di mantenere alta l'attenzione quando si attraversa la strada, evitando distrazioni. Per questo, con il consenso dell'amministratore del condominio che si trova di fronte al luogo della tragedia, hanno voluto appendere uno striscione in memoria del loro unico figlio. Rinsaldare i vincoli di pace con una delle città gemellate con Udine, la tedesca Eslingseng. Nel giardino dell'Esperanto è stato posto un olivo in segno di fratellanza tra i popoli. Vediamo. È stata rinviata più volte a causa del coronavirus e oggi finalmente siamo riusciti a realizzarla. Io ringrazio gli amici di Eslinger che sono venuti qui e hanno portato questa pianta importante in un momento difficile, quello che stiamo vivendo, perché c'è bisogno di pace e l'ulivo è un simbolo di pace e quindi ringrazio veramente gli amici di questa cittadina, la polizia in pratica di Eslinger insieme alla nostra polizia che hanno organizzato questa cerimonia per ricordare la loro amicizia ma anche un simbolo per la pace per tutti noi. E tra l'altro è stato evidenziato che l'amicizia è proprio come un albero che non dipende tanto da quanto sia grande ma da quanto siano possenti le sue radici. Sì, le radici dell'amicizia devono essere possenti perché purtroppo stiamo così assistendo a cose non belle in questa nostra Europa con questo dramma che sta avvenendo in Ucraina, quindi speriamo che le cose finiscano e soprattutto che ci siano sempre più occasioni come queste di oggi per manifestare sentimenti di pace e di amicizia tra i popoli. Si terrà sabato 28 maggio dalle 16 alle 20 nel centro storico di Udine la giornata mondiale del gioco, ricorrenza che l'amministrazione comunale di Udine celebra dal 2004. Le attività ludiche si svolgeranno tra le diverse piazze della città. L'appuntamento intende evidenziare l'importanza del gioco come attività essenziale per la formazione o lo sviluppo dell'individuo e come strumento di prevenzione del disturbo del gioco d'azzardo. Passiamo adesso allo sport. La nuova Atletica Tavagnaco ha dato il via al programma delle giornate di sport, cultura e solidarietà giunte all'edizione numero 24. 10 manifestazioni che intendono sviluppare il senso di aggregazione, il concetto di inclusione sociale. Vediamo. 24 anni significa che se abbiamo continuato a fare questa iniziativa per tanto tempo è proprio perché sono loro a darci la prima spinta e poi perché crediamo nell'inclusione sociale fra persone con disabilità e giovani, giovanissimi soprattutto, per dare messaggi anche di speranza. Questa iniziativa è molto arricchente sotto ogni punto di vista, coinvolgeremo penso circa 1500 persone fra studenti, famiglie, disabili, associazioni, 20 associazioni e organizzazioni associative hanno aderito a questa iniziativa, una ventina anche i sostenitori fra istituzionali e anche sponsor e soprattutto un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale e all'Istituto Comprensivo con cui da sempre, quindi dal 1997 la prima edizione, collaboriamo. Il 14 maggio ci sarà una esibizione di sport integrato con l'hockey in carrozzina, con i Madrax, i Friul Falcon che militano in Serie A1 e A2, poi ancora il basket, poi ancora il ballo con l'Azzurra Danze, con dei persone down che si esibiranno, poi ci sarà gioco atletica il giorno 18 allo stadio di Feletto. Il Pordenone ha salutato con un pareggio il proprio pubblico, un 3-3 contro il Crotone in recupero, giornata speciale per Stefani e Bindi che hanno dato l'addio al calcio giocato. Vediamo. Tantissime soddisfazioni, solitamente si va sempre in cerca un po' dell'aspetto negativo perché questa è stata un'annata pesante.
e sotto il profilo sportivo insomma, sappiamo tutti che una retrocessione fa male, però mi rimangono le cose belle. Insomma, questi 7 anni qui uno può fare una raccolta di cose magiche oggi le ho ripensate un po', me le sono godute proprio tutte quante e in questo momento qui sono felice, dai, sono appagato di quello che è stata la mia carriera. Questo ambiente qua mi ha dato tanto e sono veramente grato. Di oggi vorrei parlare della festa che c'è stata, di ringraziare il Pordenone come società per averci regalato questo giorno qua perché non era scontato, allo staff e poi a tutta la cornice di pubblico che oggi è venuta per guardare la partita ma per supportarci in questo giorno. Per quanto mi riguarda sono veramente felice della carriera che ho fatto, sono felice soprattutto in questi giorni attestati di stima e del supporto che ho avuto da parte di tutte le persone in questi anni ed è alla fine effettivamente quando tiri un po' la riga io mi sento veramente soddisfatto e la giornata di oggi è stata un po' il culmine di questa carriera. Futsal, grande festa a Pordenone per la promozione in A2. Già si guarda al futuro e il Comune ha annunciato la realizzazione a Torre di una piastra esterna per il calcio a 5. Vediamo. Il Diana Group Pordenone è stato promosso per la prima volta nella Serie A2 di calcio a 5. Grande festa oggi in occasione dell'ultimo match casalingo col Sedico, con tanto di presentazione ufficiale del settore giovanile, che tra l'altro ha recentemente dato la possibilità a 2 bambini fuggiti dall'Ucraina di potersi tesserare. È un'emozione bella perché comunque l'abbiamo inseguita per diversi anni, o perlomeno ce l'avevamo dato come obiettivo tanti anni fa. Arrivarci adesso è un bel risultato, dai, sinceramente. Forse la settimana scorsa dovevamo ancora metabolizzare il risultato, però è una bella emozione. Adesso succede che gli impegni aumentano, le distanze aumentano, gli impegni economici aumentano, però diciamo che avere portato Pordenone così in alto a noi fa un enorme piacere, quindi sappiamo che ci sono tante persone che ci vogliono bene, quindi con l'aiuto di tutti insomma faremo il meglio che possiamo. Non mancherà a questo proposito il sostegno del Comune di Pordenone, che ha annunciato per bocca dell'assessore De Bortoli proprio per il futsal prossimi investimenti a Torre. E questa amministrazione ancora una volta con questa attenzione che ha il nostro sindaco e noi come assessori che corriamo dietro proprio per raggiungere questi obiettivi, proprio qui adiacente sulla nostra sinistra verrà fatta la piastra esterna per il calcio a 5, oltre che il basket, calcio a 5. Abbiamo fatto una domanda su bando PNRR, se pensiamo di averla fatta bene, ci auguriamo che ci finanziano. Si è chiusa contro l'Olimpica Dossobuono la stagione della Jolly, squadra di pallamano maschile che in Serie B è arrivata a un passo dalla finale per la promozione. Ieri nella palestra di Campo Formido, grande spettacolo con un tentativo di rimonta che ha infiammato il pubblico di casa. Sconfitta ma non delusa la società per una stagione comunque straordinaria. Abbiamo sbagliato il primo tempo, eravamo troppo tesi, troppo contratti, però ci può stare perché quelli più vecchi qui sono del 2000, cioè... Noi abbiamo giocato comunque contro una squadra esperta, abbiamo buttato via il primo tempo, eravamo sotto di 7 gol, abbiamo recuperato, siamo arrivati fino a -2, ma dopo chiaramente queste cose le abbiamo pagate. Comunque Vada è stata una cosa secondo me non comune e non straordinaria arrivare fino qua. Siamo orgogliosi dei ragazzi, hanno comunque fatto un percorso bellissimo e che nessuno si aspettava. Arrivare fino a questa semifinale comunque con i più forti delle regioni del Friuli e del Veneto sicuramente è un vanto. Ringrazio Marzia Tavano per avermi invitato soprattutto oggi perché è stato veramente un bello spettacolo. Allora dispiace aver perso, questo sicuramente, ma comunque questo ha portato Campo Formido in vetta comunque al campionato di pallamano. Mi fa molto piacere, diciamo che ha vinto lo spettacolo, che ha vinto lo sport, perché è stata veramente una partita entusiasmante e di questo ringrazio tutti i giocatori e tutti i dirigenti e tutto lo staff della Jolly Handball Campo Formido. Questa edizione del telegiornale termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.